che quest'anno è giunta alla sua 12ª edizione. Sotto l'occhio di tutti i nobili riuniti in questa corte, conosceremo le più belle dame di questa terra, che, accompagnate dai loro forti cavalieri, racconteranno a noi tutti la loro storia e la storia del loro borgo. Benvenuti a voi, signore e signori. Microfono. Ringrazio voi, Madama, per l'emozionante presentazione e voglio in più esprimere ai nostri cortesi ospiti la grande emozione nel trovarci tutti riuniti e ben protetti dalle forti mura della rocca del mio Signore Bello, esprimendo a voi la mia grande gioia, poiché siamo noi, dame e gentiluomini, spettatori di questo gioco dalla fama sconfinata. Quindi squillino le trombe e rullino i tamburi per dare inizio al nostro gioco, così da accompagnare l'ingresso delle nostre dame, in modo che esse mostrino a voi, nobile platea, la loro bellezza. Fa ingresso la dama Donna Maria Marchiafava della fortezza di Calascipetta. Davanti alla faccia. Prego, Madonna, si presenti al nostro gentile pubblico. Da questa parte l'accompagno io. A voi la dama della fortezza di Calascipetta. Mi presento, sono Donna Maria Marchiafava, moglie di Francesco Roxas, dal 1638, figlio di Aloisio e Isabella Caldinis. Il mio stemma nobiliare è costituito da 2 leoni rampanti su una pianta. Sono dama del castello Marco di Calascipetta, costruito dai Normanni. Calascipetta è Prego, Madonna. Grazie, gentile pubblico. È conosciuta per la necropoli di Lealmese, il villaggio bizantino e la sagra della Sassina. Adesso, mia nobile signora, percorrete la nostra passerella, di modo che il nostro pubblico possa ammirare la sua bellezza. Ringraziamo Donna Maria Marchiafava della fortezza di Calascipetta. Fa il suo ingresso la nobildonna Laura Lanza, baronessa di Carini. Benvenuta, Madonna, prego, presentatevi pure al nostro gentile pubblico. Sono Donna Laura, baronessa di Carini, moglie di Vincenzo II Lagruga. La baronessa fu conta in flagranza di adulterio insieme a Ludovico Berragallo, da lì il padre, barone di Trabia, la uccise.
Carini è importante per il suo castello e per la tragica storia della baronessa di Carini, ma è importante perché ogni anno festeggiamo il nostro crocifisso dal 12 al 14 settembre e in più per i presepi, per la Via Crucis. Colgo anche all'occasione per salutare il sindaco Giuseppe Lagruse e tutta l'amministrazione comunale di Carini e invito tutti voi a partecipare al festival tra Medioevo e Rinascenza dal 10 all'11 settembre. E adesso, Madonna, sfilate lungo la nostra passerella, in modo da far vedere le vostre grazie al nostro gentil pubblico. Ringraziamo Donna Laura Lanza, baronessa di Carini. Fa il suo ingresso la baronessa Donna Maria Maccadelli del Maniero di Casteltermini. Benvenuta Madonna, prego. Presento, sono Donna Maria Beccadelli di Bologna Iacca, baronessa di Baila e Calamone, principessa di Casteltermini, moglie del principe Vincenzo Maria Termini e Ferreri. Le mie terre si trovano nell'entroterra vicentino. Esse appartenevano al feudo arabo di Chiudia, da dove è nato il paese di Casteltermini. La mia terra è famosa perché da secoli custodisce uno dei reperti più antichi della cristianità, la croce paleocristiana, una tra le più antiche del mondo, l'unica al mondo. Dal ritrovamento di questa grande croce è nata nella mia terra la festella Santa Croce, o Sagra del Pataratano, che è la festa una tra le più antiche della Sicilia. Grazie Madonna. E adesso mostrate sulla passerella la vostra leggiadra figura. Ringraziamo la baronessa Donna Maria Beccadelli del Maniero di Casteltermini. Fa ingresso la nobildonna Contessa Lucrezia Galletti della fortezza di Cagliano Castelferrato. Benvenuta Madonna, prego. Sono Lucrezia Galletti, figlia di Lorenzo Galletti, discendente della dinastia Centelles. Per lungo tempo con l'onore di essere stata la reggente del territorio siculo ed oggi insediata nel territorio del castello di Cagliano Castelferrato, noto per la sagra della Mostarda. Prego Madonna, si esibisca nella passerella per il diletto del nostro gentil pubblico. E ringraziamo la contessa Lucrezia Galletti della fortezza di Cagliano Castelferrato. Fa il suo ingresso la Madonna Laura Ventimiglia dei baroni di Re Giovanni di Gangi. Signoria vostra, buonasera. Sono Madonna Laura Ventimiglia dei baroni di
Re Giovanni, moglie in seconde nozze di Francesco Ventimiglia, conte di Geraci e signore di Ganci. Il mio nobile consorte è stato colui che ha voluto fortemente la costruzione di uno degli edifici indicativi del mio paese, cioè la torre campanaria, adiacente alla cattedrale di San Niccolò. La mia contea, però, oltre a essere rappresentata dalla torre, è oltremodo famosa per una tradizione, per una rivocazione storica mitologica che ci rende famosi in tutto all'isola, ed è la saga della Spiga. Infine sono onorata e orgogliosa che il mio paese ha il santuario dello Spirito Santo, unico in tutto il territorio siciliano. Prego Madonna, percorrete la passerella per il diretto del nostro pubblico. E ringraziamo la Madonna Laura Ventimiglia, dei baroni di Re Giovanni di Ganci. Sabatia che raggiungerai. Fa il suo ingresso la nobildonna Caterina Branciforti di Pietraperzia, del maniero di Leonforte. Benvenuta Madonna, prego, si presenti al nostro gentil pubblico. Buonasera a tutti, sono Caterina Branciforti, moglie del fondatore di Leonforte, Niccolò Placido Branciforti I. Insieme a mio marito abbiamo abbellito la nostra città adornandola di bellissimi monumenti, come ad esempio la piazza Branciforte, il convento dei Cappuccini, la Gran Fonte appunto che conta 24 cannelle da cui esce ininterrottamente dell'acqua. Inoltre durante la mia vita fui una donna molto appassionata d'arte e molto religiosa, infatti proprio a causa della mia religione fui portata a partecipare ad un pellegrinaggio a Santiago di Compostela dove contrassi una grave malattia al sangue che mi portò purtroppo alla morte. Grazie Madonna, e adesso percorrete la nostra passerella in modo da mostrare le vostre grazie al nostro pubblico. E ringraziamo la nobildonna Caterina Branciforti di Pietraperzia del maniero di Leonforte. Fa il suo ingresso la nobildonna Costanza, moglie di Giaconia del Borgo di Mistretta. Mi presento, sono Costanza Giaconia, moglie di Michele Giaconia, il quale fu incaricato di ricostruire il castello di Mistretta. Michele Giaconia è il capitano e fu proprio incaricato capitano proprio per la ricostruzione del castello. Il castello si presenta di forma rettangolare con 3 cerchie murarie e 4 torri merlate. È un castello arabo-normanno ed è proprio grazie ai normanni che il castello presenta ancora ora 2 porte, Porta Messina e Porta Palermo, ed è proprio in questo periodo che la religione passò dalla religione ortodossa a quella cattolica. Inoltre sono orgogliosa di rappresentare il mio paese. Grazie Madonna. E adesso percorrete la nostra passerella in modo da mostrare tutta la vostra bellezza al nostro gentile pubblico.
Giaconia del borgo di Stretta. Miei nobili musici, un piccolo appunto: dovete attendere che io finisca di presentare le dame e attendere che poi io le inviti a percorrere la passerella. Vi ringrazio. E fa il suo ingresso Donna Giovanna Ortega di Gioveni, nobildonna del castello di Mussomeli. Benvenuta Madonna, prego, fate la vostra presentazione. Il mio nome è Donna Giovanna Ortega, figlia del barone Lorenzo Gioeni e consorte di Don Ottavio Lanza, possessore della baronia di Giabbia e della contea di Mussomeli, il quale ha acquisito lo stesso titolo, insediandosi nell'inespugnabile castello Fortezza, il quale è noto per essere un tutt'uno con una grande e alta roccia, e per questo motivo viene anche denominata Nido d'Aquila. La ringrazio Madonna. E adesso prego, percorra la nostra passerella in modo da mostrare la sua bellezza al nostro gentile pubblico. E ringraziamo la nobildonna Costanza, moglie di Giaconia, del borgo di Mistretta. Chiedo bene, ringraziamo Donna Giovanna Ortega di Gioveni, nobildonna del castello di Mussomeli. Vi ringrazio, gentile pubblico. E fa il suo ingresso adesso Donna Costanza Lavia, nobildonna di Nicosia. Benvenuta Madonna, prego, si presenti al nostro pubblico. Buonasera a tutti, io sono Donna Costanza, baronessa. Donna Costanza Lavia, baronessa di Santa Agrippina. Mio marito è Don Nicolò, barone di Santa Agrippina. Donna Costanza è una nobildonna, una donna piena di sé, una donna conosciuta soprattutto per la sua cultura, per la sua bontà verso tutti i bisognosi. Nicosia è una cittadina che ospita circa 15.000 abitanti, si trova a 600 metri sul livello del mare, è una cittadina ricca di storie e monumenti. Abbiamo ad esempio la cattedrale che appunto ha il Tentolignio famoso, poi abbiamo la Basilica di Santa Maria Maggiore che conserva il trono su cui sedette Carlo V quando fece visita a Nicosia 2 giorni dopo la battaglia di Tunisi nel 1535. In questa occasione colgo l'occasione per invitare tutti voi il 3 settembre al corteo storico, che appunto è la 17ª edizione in cui partecipa Nicosia. Si terrà il 3 settembre a Nicosia alle ore 18, partirà dal castello verso tutte le vie principali della città, insomma. Quindi spero di vedervi e insomma. La ringrazio Madonna, prego, faccia la sua passerella in modo da mostrare le sue grazie al nostro gentile pubblico. Ringrazio Donna Costanza Lavia, nobildonna di Nicosia. E fa il suo ingresso la nobildonna Caterina Sgaderi, di Petravia Sodrano. Sgaderi.
Sono donna Caterina Sgadari dei Ventimiglia, abitante nel territorio di Petralia Soprana, territorio di Ruggero d'Altavilla, il quale fece del mio inespugnabile la roccaforte del nemico musulmano. Un importante evento storico che avviene nel mio paese è il matrimonio baronale, che ricorda il matrimonio realmente celebrato il 15 agosto del 1700 tra la dama che rappresento e il barone Di Maria. Un altro, cosa importante del mio paese sono le chiese, le meravigliose chiese, soprattutto la chiesa del Santissimo Salvatore, la quale fu edificata nel IX secolo originariamente come una moschea e poi divenne una chiesa barocca nel 1700. La ringrazio, Madonna, e adesso la prego di percorrere la nostra passerella in modo da mostrare le sue splendide fattezze al nostro gentile pubblico. E ringraziamo la nobildonna Caterina Sgadari di Petralia Soprana. Fa il suo ingresso Donna Polina, nobildonna di Pollina. Benvenuta, Madonna. Prego, si presenti al nostro gentile pubblico. Ciao a tutti, sono Donna Polina, principessa normanna. Madonna, la prego di accostarsi un po' di più. Sono Donna Polina, principessa normanna. Il mio legame con Pollina nasce da un atto d'amore quando conobbi il visir arabo Ayub, di cui mi innamorai perdutamente. Fummo costretti a fuggire in quanto il nostro amore fu ostacolato fortemente dalle nostre famiglie. Trovammo rifugio in Pollina. Il momento simbolo del nostro paese è il Teatro Pietrarosa. Le nostre feste più importanti sono quella dedicata al patrono San Giuliano, la Sagra del Dio e la Sagra della Mamma. La ringrazio, Madonna, e adesso la invito a percorrere la nostra passerella in modo da mostrare le sue splendide fattezze al nostro gentile pubblico. E ringraziamo Donna Polina, nobildonna di Pollina. Fa il suo ingresso la regina Bianca di Navarro, nobildonna di Rannazzo. Sono giunta a Randazzo, nel Castello Sveno, nel sabato del 1411 e da lì provai a convocare il Parlamento per eleggere il re della Sicilia e non riuscendo la Sicilia rimase per sempre, diventò per sempre un viceregno. Randazzo è una città medievale, le più famose feste sono la Vara, il 15 agosto, e a fine luglio c'è anche la festa. Vi ringrazio, Madonna, e vi prego adesso di percorrere la nostra passerella in modo da mostrare la vostra splendida figura al nostro nobile pubblico. E ringraziamo la regina Bianca di Navarro, donna di Rannazzo.
fa il suo ingresso la castellana Caterina Bonanno, nobildonna del maniero di Santa Caterina Villarmosa. Benvenuta Madonna, prego, fate la vostra presentazione. Buonasera a tutti, impesando come la nobildonna Caterina Bonanno, principessa di Castellano Cozzone, moglie di Carlo Cozzone, al castello di Resicuria di Manfredi Chiaramonte, già fortezza dal 1805. Santa Caterina è conosciuta per l'arte del ricamo di origine bizantina, famosa per la sagra del diletto e dimostrazioni, e si festeggia il 25 settembre. Vi ringrazio Madonna e vi invito a percorrere la nostra mascheretta in modo da mostrare la vostra splendida figura al nostro nobile pubblico. E ringraziamo la castellana Caterina Bonanno, nobildonna del maniero di Santa Caterina Villarmosa. Fa il suo ingresso la nobildonna contessa castellana Centelles della fortezza di San Marco d'Annunzio. Madonna, la prego di accostarsi un po' di più, affinché il nostro pubblico senta le sue splendide parole. San Marco è conosciuto per la sua storia, per le sue tradizioni, per la sua cultura. È situato a 540 metri di altezza sul livello del mare e con lo sguardo è possibile osservare un quarto della costa di Trento che va da Cefalù a Capo d'Orlando, con lo sfondo delle isole Eolie e inoltre ben 22 chiese ben restaurate. È paese albergo ed è uno dei parchi più belli d'Italia. La ringrazio Madonna e la invito a percorrere la nostra passerella in modo da mostrare la sua splendida figura al nostro nobile pubblico. E ringraziamo la nobildonna contessa castellana Centelles della fortezza di San Marco d'Annunzio. Fa il suo ingresso la principessa Donna Guerrera del Creon, nobildonna della fortezza di San Mauro Castelverde. Prego Madonna. Il mio nome è Guerrera de Creon e abito il borgo di San Mauro Castelverde. È un comune sito a 1100 metri dal livello del mare. Coraggio Madonna. Un applauso alla nostra nobildonna affinché possa sentire il vostro calore e possa ritrovare animo. Tra le opere di San Mauro vogliamo ricordare quelle di Antonello e Domenico Gaggini, le gole del Tiberio, patrimonio dell'UNESCO, e la spiaggia che dà a San Mauro un patrimonio, un primato come unico paese montano ad avere una spiaggia. Grazie Madonna, prego, la passerella è tutta per voi e per le vostre grazie.
E ringraziamo la principessa Donna Guerrera del Creole, nobildonna della fortezza di San Mauro Castelvetto. E fa il suo ingresso la principessa Mocalda di Aldorino, della fortezza di questo inespugnabile castello. Prego, Madonna. Mia Madonna, io sono la contessa Mocalda, figlia del conte Aldoino di Geraci e di Ischia Maggiore. Sono moglie del barone Russo Rosso I, che fu il primo padrone di questo meraviglioso maniero che ci fa da sfondo. Sono onorata della vostra presenza qui, ai piedi di questo inespugnabile roccaforte, mia dimora, e ospite di questo meraviglioso gioco. Vi ringrazio, Madonna, e vi invito a percorrere la nostra passerella in modo da mostrare la vostra bellezza a tutto il nostro nobile pubblico. Prego, Madonna. E ringraziamo la principessa Mocalda di Aldorino, della fortezza di questo inespugnabile castello. E fa il suo ingresso adesso la marchesa Beatrice Langosco, nobildonna di Strombiano. Saluto a tutti voi, sono la dama marchesa Beatrice Langosco, nobildonna di Strombiano. Traggo le mie origini da Pianezza, è un luogo che si trova in provincia di Torino, nel quale si svolge un palio che si chiama il palio del Seri Nasale nel mese di settembre. Inoltre Pianezza è anche una via franchigena che rappresenta una tappa per Santiago di Compostela. Grazie. Grazie a lei, Madonna. E in quanto priva di gonfalone mi pregio di accompagnarla all'ingresso della nostra passerella per far vedere tutta la sua bellezza al nostro pubblico. E ringraziamo la marchesa Beatrice Langosco, nobildonna di Strombiano. Miei cortesi ospiti, mia meravigliosa corte, mia signora fonte di ispirazione, dopo